Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle ore 13:30. Quest'oggi siamo in compagnia del professor Andrea Segrè, docente di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all'Università di Bologna, San Giusto d'Oro 2020, perché il professor Segrè è nato a Trieste. Il professor Segrè presenterà il suo ultimo libro, che è questo, e si intitola Contro lo spreco, cibo, valore e futuro, questa sera in un incontro che inizierà alle ore 18 proprio qui nell'aula magna del nostro seminario. L'iniziativa sarà introdotta dal vescovo Monsignor Trevisi e moderata da Roberto Gerin, presidente della Commissione diocesana per i problemi sociali e del lavoro. Tutto viene nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario dell'enciclica Laudato Si'. Intanto, professore, grazie per essere venuto nei nostri studi. Io direi, cominciamo subito. Che cos'è lo spreco? Qual è il concetto di spreco? Inizio proprio con una spiegazione, diciamo, lessicale, perché noi intendiamo per spreco qualcosa che si getta via e che potrebbe essere ancora consumato, però se uno pensa al cibo, ed è forse la cosa più evidente, in realtà se guarda l'agricoltura anche lì c'è spreco, però più correttamente si parla di perdita. Adesso quelli della mia generazione si ricordano, è da lì che io sono partito, quelle eccedenze che si producevano in Europa. Come no? Io studiavo, venendo da Trieste, luogo dove l'agricoltura diciamo è un po' ridotta, arrivato a Bologna studiavo agronomia, coltivazione erbacea, arborea, la zootecnia, e poi dopo vedevo queste immagini incredibili dei pomodori, degli agrumi che venivano distrutti, sì, con gli stessi attrezzi. Ricordo anch'io quelle immagini. Siamo forse più o della meno stessa generazione. Ecco, quella però è una perdita in realtà, e con spreco intendiamo qualcosa che riguarda il nostro comportamento e soprattutto le nostre economie domestiche, le nostre case, e quindi contro lo spreco. Poi vorrei chiedere a qualcuno, ma chi è a favore in realtà? Sì. Ecco, è un po' una provocazione, significa entrare nei nostri comportamenti alimentari, nelle nostre case, perché tutto ciò che noi acquistiamo e per qualche ragione rimane nel frigorifero, nella dispensa e finisce ancora buono nella spazzatura, questa poi è la definizione di spreco, diventa un rifiuto, lo dobbiamo smaltire con un costo, e quindi ci interroghiamo, mi interrogo, ma parlo del plurale perché è un libro collettivo questo, di un percorso che ho fatto con tanti studenti, ricercatori, cittadini, su come contrastarlo e su come ridurlo, anche perché effettivamente Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, quindi fra qualche anno, ci chiama a ridurre lo spreco del 50%, che forse dei 17 goal, i 17 obiettivi, è l'unico veramente raggiungibile. Tra l'altro, per ridurre, diciamo così, appunto lo spreco c'è bisogno di, c'è bisogno di applicazione, c'è bisogno di, probabilmente proprio cambiare diciamo pure anche un sistema di vita, per dire la verità, no? Sì, direi un po' lo stile di vita, ma non con l'idea che adesso mi devo flagellare, devo consumare più, devo stare semplicemente un po' attento, perché intanto abbiamo costruito un'applicazione, si chiama Sprecometro, proprio per aiutare le persone a rendersi conto, perché io incontro le persone per strada e a Bologna mi conoscono molto, diciamo, e mi dicono: quando apro il frigorifero penso a lei. Ecco, questo, diciamo, il mio livello è arrivato a questo punto. Ma in realtà è proprio questo l'obiettivo, farti ragionare un po' su come acquisti, su come usi il frigorifero, su come leggi le etichette, e lo sprecometro ti aiuta perché in realtà sono quantità infinitesime. Sì. Noi abbiamo questa metrica con un osservatorio che si chiama Waste Watcher, che misuriamo 2 volte all'anno lo spreco domestico, e il dato corretto sarebbe quello di una settimana, sono circa 500-550 grammi pro capite, pochi grammi al giorno, tra l'altro di frutta, verdura, pane, latte. Solo che se noi moltiplichiamo queste quantità che sembrano omeopatiche, dopo alla fine vengono fuori tonnellate, vengono fuori euro. Do il dato globale, solo il valore dello spreco domestico, ciò che noi acquistiamo al supermercato, dove vogliamo,
e finisce nella spazzatura sono oltre 7,3 miliardi di euro in un anno. È un terzo di una manovra finanziaria e non ci abbiamo aggiunto il costo delle risorse naturali che sono limitate, l'acqua, il suolo, l'energia, e poi il costo anche dello smaltimento, che è un costo economico, i rifiuti dobbiamo smaltirli e li paghiamo, e anche un costo ambientale perché si inquina. Mi viene in mente un'altra cosa, parlando non tanto di spreco per quanto riguarda il cibo, però credo che sia lo stesso concetto quando per esempio un elettrodomestico si guasta. Una volta si portava a riparare, eccetera. Adesso grosso modo favoriti anche dal fatto che magari ci sono degli elettrodomestici, soprattutto, non so, televisore, se si rompe una valvola, non so se ci sono più le valvole, ma una volta, oddio, rimanevi 10 giorni senza televisore perché te lo riparavano. Adesso vai addirittura in supermercato e compri un televisore per poco. Sì, credo che sia più o meno la stessa cosa anche assolutamente così. E per le merci in generale è l'obsolescenza programmata. Com'è che poi il telefonino il giorno dopo la fine della garanzia appunto si guasta e ti propongono di sostituirlo, nel senso di comprare uno nuovo, anche perché ha nuove funzioni. Per esempio il mio smartphone, io credo di usarlo, se va bene, al 5% delle sue potenzialità. Però adesso c'è una normativa europea, finalmente, che obbliga in realtà a tornare a riparare, a riusare, a riciclare. Ma lo stesso lo vediamo nella moda, è ancora peggio quella obsolescenza percepita e l'abbassamento di livello qualitativo. Io questo è un capo che credo di avere, non so se da 15 anni, ma più o meno, però perché era fatto allora meglio, l'ho pagato forse anche abbastanza, piuttosto che andare sull'usa e getta e alla fine riempire il bidone della spazzatura anche di prodotti tessili. Io ho ancora la giacca della mia laurea che è dell'89 e mi va alla perfezione, quindi sono anche contento di poterlo dire. Perché il sottotitolo del libro dice Cibo, valore futuro? Allora, intanto perché dobbiamo guardare al futuro e se vogliamo, come dire, avere un futuro migliore bisogna che modifichiamo qualcosa adesso, perché se pensiamo solo al futuro che bisognerà fare, quindi io cerco di ingaggiare innanzitutto me stesso e tutti gli altri, facendo capire, a questo serve la scienza e la ricerca, che piccoli cambiamenti, piccolissimi, in realtà incidono. Però il passaggio culturale e anche pratico, concreto, è di capire che, per esempio, il cibo, ma questo vale per qualsiasi cosa, ha un valore che è differente dal prezzo. La cosa che mi ha colpito nelle analisi che abbiamo fatto in questi anni è che i poveri, e la povertà sta aumentando, e adesso quello che stiamo vivendo, come posso dire, che poi ce n'è una dietro l'altra, colpirà le fasce più povere della popolazione, bene, sprecano di più. È controintuitivo. Io quando ho iniziato a vedere i nostri dati 4-5 anni fa non ci potevo credere. Dico, uno è povero, acquista di meno anche cibo, sprecherà di meno. No, perché abbassi talmente, e qui entro nel valore, appunto il valore qualitativo dell'acquisto, cioè la abbassi perché devi prendere qualcosa che costa poco, pochissimo, e che sprechi di più 27% rispetto alla media, vuol dire che prendi frutta e verdura che è già quasi marcia e magari la porti a casa, se hai una casa, e non il frigorifero con 4A più insomma, quelle classificazioni di efficienza, e a quel punto butti via più 27% in quantità, ma poi abbassi anche il livello qualitativo della tua dieta, perché prendi cibo spazzatura, come si dice, caloria vuota o anche negativa, e non sarà un caso che sono proprio i più poveri, più in sovrappeso, più obesi, con tutte le patologie di malnutrizione per eccesso in questo caso, che poi devono essere curate dal sistema sanitario nazionale. E quindi entra in circolo. Ecco, quindi valore vuol dire riuscire a capire che nel cibo
c'è a monte la natura, le risorse naturali che sono limitate, c'è il lavoro di un agricoltore, c'è l'ambiente, c'è la salute. Ecco, noi adesso è tutto legato al prezzo, fateci caso, tutto. Più basso è, meglio è. Però in realtà se è troppo basso poi vuol dire, per esempio per un alimento, che magari c'è del lavoro che non viene pagato, c'è il caporalato, insomma dietro un alimento c'è veramente un mondo che io cerco di invitare a scoprire, partendo dallo spreco, che per me è un pretesto per dire diamo valore al cibo, non sprechiamolo e magari cerchiamo anche di mangiare bene, perché questo ha un impatto sia sulla nostra salute che sull'ambiente. E c'è in questo contesto, professore, c'è un paese a cui guardare dove magari, non so, vi sono delle politiche particolari, eccetera, oppure il problema è davvero globale e riguarda anche quei paesi che noi immaginiamo come dire, migliori da questo punto di vista? Allora, il problema è globale. Nelle economie più sviluppate, diciamo, come l'Italia, paesi europei, il Nord America, c'è più spreco a livello domestico, mentre nei paesi in via di sviluppo più poveri è più nella parte iniziale, perché manca la conservazione, il trasporto, la tecnologia, quindi si perde molto, molte perdite, ma è veramente, come dire, dappertutto lo stesso problema. C'è però chi sta facendo di più rispetto al nostro paese, mettendo in campo una politica pubblica che sarebbe fondamentale, che è l'educazione alimentare. È un paradosso che nel nostro paese, l'Italia, patrimonio UNESCO, dieta mediterranea, l'anno scorso cucina italiana, parliamo solo di cibo, lo fotografiamo, io non so se programmi televisivi sul cibo, chef che spadellano da tutte le parti, soprattutto in TV. Ecco, eppure il nostro paese dal punto di vista dei dati, diciamo, insomma, non è messo tanto bene sullo spreco domestico, lo spreco in generale. Ecco, è veramente qualcosa che ci siamo persi, e penso alle scuole dove nelle mense scolastiche c'è forse lo spreco maggiore. Quindi è assurdo che in un paese dove parliamo solo di cibo e diciamo che siamo la patria enogastronomica, ed è anche vero, nel senso che abbiamo la biodiversità maggiore, un livello qualitativo e quantitativo dal punto di vista delle produzioni straordinario, eppure però sprechiamo, mangiamo male. La dieta mediterranea, questa sconosciuta, nelle nostre indagini abbiamo visto che è solo il 5% della popolazione italiana che segue più o meno la piramide. Le faccio un'ultima domanda, però abbiamo solo un minuto. C'è cittadini e consumatori, è diverso come concetto? Molto, in realtà già il termine, anzi il verbo consumare, come dire, è sbagliato in partenza, vuol dire distruggere. Ecco, quindi se noi ci chiamassimo come cittadini fruitori dei beni alimentari, già suona meglio, io non riesco a dirlo bene, ma ci vorrebbe qualcuno con una voce ben impostata, ma fruire poi di un bene vuol dire anche godere di un diritto, perché mangiare bene io credo che sia un diritto universale. Il diritto al cibo è riconosciuto fin dal 1948 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, eppure ancora quasi 1 miliardo di persone nel mondo non mangiano. E bisogna incominciare, mi pare di capire, anche dalle scuole proprio, comunque se non incominciare comunque a coinvolgere soprattutto sarebbe le scuole. Fondamentale, più io direi proprio dalle primarie, dagli asili, dalle materne, dai corsi prematrimoniali, anche se non ci si sposa, insomma, è qualcosa che dobbiamo riprendere, pensando che poi i bambini sono delle spugne, assorbono tutto e così parlano coi genitori, perché forse il problema sta più lì. Perché i bambini poi sono anche talebani quando vengono, come dire, istruiti in tal senso. Allora io ringrazio il professor Andrea Segrè per essere stato con noi. Vi ricordo che questo pomeriggio, a partire dalle ore 18, qui nell'auditorium del seminario, il professore presenterà il suo libro Contro lo spreco, cibo, valore e futuro. Faccio vedere ancora il libro. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a voi. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi partiamo con il telegiornale delle 13:20.
Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che come sempre di giovedì e venerdì apriamo ricordandovi quelli che sono gli ospiti e gli argomenti al centro della puntata di Ring che andrà in onda come sempre a partire dalle 21:10. Il sindaco di Piazza sarà intervistato a inizio trasmissione dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, poi saranno con noi Laura Palutan della lista di Piazza, Rossana Pucci del Partito Democratico, Riccardo La Terza di Adesso Trieste e Marcelo Medau di Fratelli d'Italia. Ci sarà anche un sondaggio, l'argomento del sondaggio è Fedriga, candidato sindaco per il dopo di Piazza, poi credo che vi faremo vedere anche la tabella con il sondaggio, così avrete anche modo. Eccola qua. Allora, se siete d'accordo nel vedere Massimiliano Fedriga, candidato sindaco per il dopo di Piazza, potete fare lo 0422 16 26 691. Se invece non siete d'accordo su questa ipotesi, potete fare lo 0422 16 26 690. Comunque poi dopo, come sempre, apparirà un sommario appunto della puntata di Ring. Allora, possiamo incominciare. Che cosa si sono detti la Premier Meloni e proprio il governatore Fedriga nel loro dialogo misterioso tra sguardi tesi e mani a coprire la bocca mentre attendevano l'arrivo del Capo dello Stato davanti al cimitero di Gemona nella prima tappa della giornata dedicata al cinquantennale del terremoto del Friuli. Il video registrato dalle nostre telecamere durante la lunga diretta ha animato ieri il dibattito durante la puntata di Ring. Guardate qui, di cosa stanno parlando? Perché guardate, cambiano... Del terzo mandato. Ecco, no, adesso non credo. Guardate, e come in campo, non abbiamo il VAR. Adesso mi permettete un po' scherziamo, diciamo. Però è interessante capire se stanno discutendo, lo dicevamo ieri, di un cambio di cerimoniale, poi lei in realtà resta lì da sola ad aspettare il Capo dello Stato perché parlano del tempo, guarda il cielo, infatti poi diluviava prima, poi in realtà Fedriga si deve allontanare, accoglie lui insieme al prefetto l'arrivo del Capo dello Stato, insomma è il sindaco, scusate, Revelant, l'arrivo del Capo dello Stato, è interessante. Però confabulano parecchio i due. E si nascondono anche. Cioè, la domanda che nessuno oggi ha fatto a Fedriga è questa. Cioè, di cosa parlavate ieri lei e la Meloni? Ritorno alle province, me le fai fare? Adesso dico il terzo mandato. Risponderà dell'Inter. Sì, no, ma prima Meloni interista, no? Interista, non lo so, onestamente non lo so. Federica sì, ma tanto ha già vinto il campionato, no? Federica gli sta dicendo metti un articolo sulla legge elettorale sul terzo mandato. Cioè, e coprono il volto, chiaramente perché sono molto vicini ai giornalisti e parlano da tanto tempo. Adesso, guarda la faccia di Federica, molto seria. Lui è bravissimo, cioè è accorata questa discussione, quindi, o no? A mio avviso è evidente, anzi devo farle i complimenti, è veramente una ripresa straordinaria. Questo è merito di Alessandro Fiermonte, che ha detto Francesco Pezzella, perché però è interessante perché secondo me ci può essere molto anche di una discussione politica. E questa mattina proprio Massimiliano Fedriga così ha risposto agli interrogativi su questo dialogo misterioso. Col governo le mostro questa foto. A Gemona, davanti al cimitero, voi stavate confabulando parecchio e mi chiedevo, siccome poi Meloni, almeno dal labiale così si capisce, ha detto dopo ci parlo, va bene, con chi deve parlare Meloni e su cosa? La questione Preone, terzo mandato oppure altro? Abbiamo parlato tantissimo perché la Presidente del Consiglio la conosco da tanto tempo e non mi ricordo adesso quel contesto che ho detto ci parlo dopo, giuro, non lo ricordo, però abbiamo parlato di tutto, per esempio anche dalla riforma della medicina generale. Abbiamo poi fatto due chiacchiere anche private di cose nostre. Che non c'entra Ciriani, no, è giusto? No, perché non c'entra assolutamente nulla, figuriamoci. Che lei, la sua frase famosa quando è arrabbiato è inaccettabile, e lei quel giorno aveva la faccia da è inaccettabile, cioè la vedevo contrito in viso, ecco. Mi piacciono queste interpretazioni, in realtà pioveva, quindi semplicemente forse era un po', mi stavo proteggendo dalla pioggia, però... Nessuna urgenza di colloquiare con qualcuno per risolvere qualche problema? No, ma non c'entrava proprio nulla, non abbiamo neanche parlato di cose del territorio, se non gli ho raccontato ovviamente del terremoto, qualche situazione ovviamente specifica.
Grazie. Grazie. Raid vandalico al deposito degli autobus di Prosecco. Nella notte 4 vetture di servizio di Trieste Trasporti sono state gravemente danneggiate. I danni ammontano a svariate migliaia di euro. Grave atto vandalico ai danni di 4 autobus della Trieste Trasporti. Ignoti si sono introdotti questa notte al deposito di Prosecco e hanno causato i danni che vedete dalle immagini. I vetri frantumati e gli autobus gravemente danneggiati che ovviamente non sono potuti entrare in servizio questa mattina. C'è stata una pronta sostituzione con altri mezzi. Questo che vedete più danneggiato, altri 3 hanno riportato danni di minore entità, ma ugualmente sono stati presi in carico per le riparazioni. 2 di questi infatti sono già stati trasferiti per la sostituzione del vetro, uno ancora parcheggiato qui in attesa di intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia di Stato per avviare le indagini. Si potranno avvalere le forze dell'ordine delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Danni calcolati in diverse migliaia di euro, quelli ai cristalli delle vetture di servizio. Dei 4 mezzi, 3 sono stati colpiti ai parabrezza, mentre uno solo è stato danneggiato anche nelle finestre laterali, comprese quelle delle porte che consentono l'entrata e l'uscita dei passeggeri. Lievi ritardi alle corse sul Carso. Il deposito serve le linee 42, 43, 44 e 46, grazie alla pronta sostituzione degli autobus prelevati dal deposito del Broletto. Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto, un atto vandalico deplorevole e un danno per la comunità tutta, visto che sono stati messi fuori uso dei mezzi impiegati al servizio dei cittadini sulla rete del trasporto pubblico locale. Così il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi-Wildauer, che non ha potuto recarsi sul posto a causa di un attacco influenzale. L'azienda si è messa a completa disposizione degli inquirenti per individuare i responsabili del raid vandalico. Decisivi in questo senso i filmati dell'impianto di sorveglianza. Un pensiero, ha aggiunto Marzi, al personale che questa mattina si è trovato a dover fronteggiare questa emergenza e a cui vanno la solidarietà e il ringraziamento miei e di Trieste Trasporti. Formalizzata la richiesta di danni al TAR da parte di Fincantieri dopo lo stop alla deroga per i rumori notturni al cantiere navale da parte del Comune di Monfalcone. Le cifre dell'azione risarcitoria e la replica di Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega e consigliere delegata all'economia dell'amministrazione comunale della città dei cantieri. Parte da 1.200.000 euro la richiesta di risarcimento nei confronti del comune di Monfalcone, promossa davanti al TAR da Fincantieri, oggetto del contender in primis i maggiori costi per accelerare i lavori dopo lo stop autorizzativo all'istanza di deroga sui rumori notturni. Poi ci sarebbero le penali a partire dal 30 marzo per la ritardata consegna della nave da crociera in corso di realizzo, quantificati in 800.000 euro a settimana. A stretto giro il commento dell'europarlamentare e consigliera delegata all'economia di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ospite a Sveglia Trieste. Tutte le amministrazioni comunali hanno un dovere, che è quello di valutare il rapporto costi-benefici. Ovviamente il rapporto costi-benefici per i cittadini, per l'amministrazione comunale, messi sui 2 piatti della bilancia, faceva prevalere l'interesse pubblico. Intendo dire, se tu durante la notte non dormi, il giorno dopo hai una verifica, devi fare un'operazione a cuore aperto, non è così scontato, non è che ci siano serramenti, ad esempio nella zona di Panzano, di Rione Enel, tali da non subire il rumore. Quindi la deroga, essendo una possibilità, è stata, diciamo, negata, e nel contempo però loro sono riusciti, e di questo siamo molto contenti, a terminare i lavori. Quindi quelli sono i danni che l'azienda ha chiesto al comune, che ha detto no, non lavori di notte, e mi chiedo quali siano i danni, perché in realtà è riuscita a finire in tempo poi tutto. Ecco. Stoppare l'esperimento estivo della linea 20 degli autobus da Muggia sino a Barcola e aumentare le corse express. Questo è il senso della petizione lanciata dai rappresentanti rivieraschi del PD. Il documento si può firmare in decine di bar ed esercizi pubblici della località.
No alla prosecuzione dell'esperimento della linea 20 dell'autobus fino a Barcola. E questo è il senso della petizione lanciata dal Partito Democratico di Muggia e rivolta al sindaco Polidori, all'assessore regionale alle infrastrutture Mirante, al prefetto Petronzi, nonché a Trieste Trasporti. Un'iniziativa resasi necessaria, secondo il consigliere comunale Dem Francesco Bussani, dopo la bocciatura della sua mozione in Consiglio Comunale con cui si chiedeva la cessazione del prolungamento della linea 20 fino a Barcola e un numero maggiore di corse della 20 Express. All'ultimo Consiglio Comunale di 10 giorni fa è stata bocciata una risoluzione presentata dal Partito Democratico in cui chiedevamo che venga sospesa questa idea di prolungare la linea 20 fino a Barcola. I chilometri che andremmo a recuperare con questa sospensione potrebbero essere impiegati ad esempio per potenziare la 20 Express. Tutto questo l'abbiamo chiesto in Consiglio Comunale, ma la maggioranza del sindaco Polidori ha votato contro questa nostra proposta. Dal momento che crediamo sia un tema molto sentito e importante per i mugesani, abbiamo organizzato una raccolta firme in cui chiediamo appunto la sospensione della 20 fino a Barcola, il potenziamento della 20 Express, un potenziamento delle corse del Delfino Verde. Chiediamo anche il fatto che la linea 49, che è l'unica linea che collega Muggia a Catinara, sia attiva anche nelle giornate festive, e chiediamo in generale una revisione di tutta la rete autobus che serve Muggia. Pensiamo che una comunità di 13.000 anime dovrebbe avere un po' più di attenzione da parte di Trieste Trasporti e del nostro sindaco, che si è spalmato sulle posizioni che l'azienda ha espresso. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, dove c'è in linea per noi l'ispettore Tiziana Martini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Cosa ci racconta di questa giornata e anche come sempre per quanto riguarda viabilità e traffico cittadino? Certamente, per la giornata di oggi, in mattinata, abbiamo fatto vari interventi anche insieme al personale del comune per qualche rattoppo di buche in varie località. Ci sono stati alcuni incidenti stradali, ma per fortuna nulla di grave, tutto insomma di semplice soluzione. Per quanto riguarda oggi pomeriggio alle ore 14 è previsto un corteo funebre che parte dalla chiesa di Barcola fino al cimitero, quindi intorno all'area lì del cimitero di Barcola. Per la giornata di oggi altre cose non sarebbero previste. Per quanto riguarda domani c'è una manifestazione alle ore 11, c'è la celebrazione in memoria delle vittime delle stragi terroristiche. Infatti verso alle ore 10 presso il piazzale Caduti di Nasseria appunto c'è la commemorazione con la deposizione della corona. Per quanto riguarda invece sempre domani è previsto un corteo, abbiamo poche notizie ancora in merito, ma dalle ore 10 partirà da San Giacomo, da piazzale di San Giacomo e dovrebbero arrivare come meta finale in via von Broek. L'esatto percorso ancora non ce l'abbiamo, comunque ovviamente saremo presenti per le chiusure insomma itineranti a seconda della necessità. Altre cose non ho da segnalarvi. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, alle 13 non risultano ancora versati gli stipendi dei 320 addetti della Startec. Se i bonifici non dovessero arrivare nel pomeriggio, i sindacati sono pronti alla mobilitazione generale. Il presidente della Regione Fedriga ha detto questo pochi minuti fa. La Startec è ancora senza stipendi, anche se era un tavolo che aveva riguardato l'assessore Bini. C'è qualche novità? Se c'è qualche novità? Ad oggi non c'è novità, mi dicono che nella giornata odierna dovremmo capire se perlomeno gli stipendi verranno pagati. Stiamo ovviamente monitorando con grande attenzione e con le dovute preoccupazioni anche in una situazione che sembrava potesse essere risolta e in realtà si è tramutata in una difficoltà su cui anche, come sapete, col governo stiamo cercando ovviamente di intervenire. Domenica a partire dalle 7:30 sulla nostra rete la diretta della Dunata degli Alpini di Genova su Tele4. Stamani abbiamo seguito la partenza dei rappresentanti della sezione Guido Corsi di Trieste.
pasión, viva la Como. E attraverso un inno tipicamente triestino che la sezione locale dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, questa mattina si è messa in marcia per la radunata di Genova in programma da oggi a domenica. Gruppi organizzati come quelli intercettati questa mattina dalla sede delle Penne Nere Triestine, sezione Guido Corsi, ma anche molti altri che raggiungeranno il capoluogo ligure autonomamente, tutti accomunati dallo spirito d'appartenenza, dalla volontà di ritrovarsi, festeggiare e domenica sfilare nel tradizionale cerimoniale nazionale. Grande senso di appartenenza, vogliamo partecipare alla festa, qualcuno di noi è già partito, ci ha mandato alcune foto da Genova, si stanno già immergendo in quella che è una grande festa, una grande occasione di ritrovarsi, una grande occasione di confermare quelli che sono i nostri valori. Pochi giorni fa è stato il 6 maggio, ricordiamo tutto quello che gli alpini hanno fatto in occasione del terremoto del Friuli e quello che hanno fatto in occasione di tutte le emergenze che ci sono, pronti a partire, pronti a servire, ma anche pronti a godersi qualche momento così di festa insieme, lo stare insieme, il ritrovarsi, riaffermando appunto quelli che sono i valori della solidarietà e quelli che sono i valori anche dell'appartenenza nazionale. Qualche amico triestino si vede solo in adunata, per cui anche gli amici che poi ogni anno si sa più o meno che vengono, che vanno a Genova indipendentemente dalla sezione, li ritroviamo a Genova. Ma ognuno ha i compagni di corso, io ho fatto il 150esimo e abbiamo la nostra chat e c'è già qualcuno appunto che manda le foto, dice vi aspettiamo, vi troviamo, ci si vede poi sicuramente a fare qualche bevuta insieme. Sarà a Trieste, al Rossetti, dal 14 al 17 maggio, Il Principe d'Egitto, il musical. Presentato quest'oggi, lo spettacolo debutterà a Trieste in prima nazionale assoluta per arrivare poi a Roma e a Milano, ma in autunno inoltrato. Di rado il termine colossal si applica ad una produzione teatrale. Di certo un'eccezione si può fare per Il Principe d'Egitto, il musical, tratto da un film di animazione DreamWorks uscito nel 1998, che sarà al Politeama Rossetti in anteprima nazionale assoluta dal 14 al 17 maggio. La produzione Broadway Italia SRL è quella che portò a Trieste The Phantom of the Opera e anche stavolta la regia dello spettacolo è affidata a Federico Bellone, il quale cura anche la scenografia. È uno spettacolo che non tradisce il cartone animato, che è quello che il pubblico si aspetta di vedere, e che allo stesso tempo vuole avere una dignità più teatrale. Quindi se pensiamo, con tutta ovviamente l'umiltà possibile, al teatro di Zeffirelli come concetto, ovvero sperando di avere un gusto, una cifra stilistica. La storia è quella raccontata assai spesso sul grande schermo, basti pensare ai 10 comandamenti di Cécile B. DeMille. Esiste invero un musical francese, Les 10 Commandements, rappresentato a partire dal 2000. Qui però siamo davvero su un altro pianeta. Il Principe d'Egitto, il musical, è andato in scena per la prima volta a Londra nel 2020 e tuttavia la versione che arriverà a Trieste la prossima settimana e che sarà a Roma e a Milano in autunno inoltrato si annuncia ancora più spettacolare, non solo perché in scena vi saranno oltre 50 performer, ma anche perché a curare gli effetti speciali dello spettacolo, che si annunciano strabilianti soprattutto per quanto riguarda la resa delle piaghe d'Egitto, sarà un mago del settore, Paolo Carta, per non dire della colonna sonora di Steven Schwartz su testo di Philip Lazbenic con la supervisione italiana di Giovanni Maria Lori. Riccardo Maccaferri sarà Mosè, Lorenzo Tognocchi il faraone, Giulia Sol, ammiratissima a Trieste qualche stagione fa in Chicago, impersonerà Sefora, laddove Il Principe d'Egitto, il musical, registra anche il ritorno a Trieste nel ruolo della regina Tuia della nostra Daniela Pobega. Continuiamo ad assumerci tutta una serie di responsabilità in produzioni grandi e piccole, spaziamo veramente a 360 gradi nel mondo dello spettacolo dal vivo e ormai siamo abituati ad assumerci responsabilità forti. Questa è una di quelle, ma siamo convinti che il pubblico risponderà molto bene. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo con altri servizi, quindi rimanete in nostra compagnia. Rientriamo in studio, vi ricordo ancora l'appuntamento con Ring di questa sera alle 21:10 con il sondaggio Federica candidato sindaco per il dopo di piazza. Se siete d'accordo 0422 16 26 691, se non siete d'accordo 0422 16 26 690. Ring comincia intorno alle 21:10.
Ci sarà subito l'intervista con il sindaco di Piazza, poi Laura Palutan della lista di Piazza, Rosanna Pucci del Partito Democratico, Riccardo La Terza di Adesso Trieste e Marcello Medau di Fratelli d'Italia. Andiamo adesso a Prosecco, dove si accende il dibattito sulla possibile riapertura dell'ex mattatoio. Dopo il sostegno della Regione al progetto, una ventina di associazioni hanno raccolto circa 700 firme contro l'iniziativa e organizzato un incontro pubblico a Trieste. Come ormai già noto da diverse settimane, a Prosecco potrebbe riaprire l'ex mattatoio, chiuso da anni dopo il via libera dell'amministrazione comunale all'acquisto della struttura con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha previsto un finanziamento da 400.000 euro. L'obiettivo è realizzare un nuovo punto di macellazione a servizio degli allevatori del territorio, dopo la chiusura del macello di Cormonz. Contro il progetto si sono mobilitate numerose associazioni animaliste e ambientaliste, che in pochi giorni hanno raccolto circa 700 firme inviate al Comune di Trieste e circa 3.400 sottoscrizioni nella petizione lanciata online. I firmatari contestano la riapertura della struttura per ragioni etiche, ambientali e sanitarie, evidenziando possibili ricadute sulla qualità della vita dei residenti, sull'impatto ambientale e sulle condizioni degli animali. Noi siamo in una zona di bassissima produzione di carne di suino. 79 attività presenti sul territorio coperto da SUGI, di cui una sola con scrofe riproduttrici e le altre con una produzione minore di quello che è definita una piccola impresa, ovvero 40 capi. Noi siamo in un territorio in cui il cinghiale è sicuramente presente, ma promuovendo questo tipo di attività noi andremo soltanto che a incentivare la presenza del cinghiale. Nel momento in cui i cacciatori potranno vendere la carne che verrà lavorata qui, si creerà un business che non è gestibile su un territorio come il nostro. Le associazioni segnalano inoltre criticità legate al traffico, ai rumori, agli odori e alla gestione delle risorse pubbliche. 3 motivi di base: uno etico, che nel 2026 ci possono essere alternative alla macellazione di animali, uno economico, finanziamento della Regione dato pro bono, così 400.000 euro senza nessuna garanzia poi da parte del Comune, e poi anche un impatto ambientale. L'impatto ambientale: siamo in una zona verde, siamo in una zona abitata e siamo in una zona che non ha bisogno né di inquinanti né di camion che vengono. Sul tema è stato organizzato un incontro pubblico in programma mercoledì 13 maggio alle 17:30 alla Libreria Minerva di Trieste, durante il quale saranno illustrate le motivazioni della protesta contro la riapertura dell'impianto. Il giorno dopo l'aggressione di un 14enne della sua insegnante fuori dalla scuola Rossetti c'era preoccupazione tra i genitori dei ragazzi, che in alcuni casi chiedono più vigilanza. Ci siamo stati ieri, rivediamo il servizio. Sì, sono ragazzini di 14 anni. Mi sembra assurdo che uno venga qui ad aggredire un altro ragazzino, un insegnante anche, ho visto, procurando comunque dei disagi e un giro all'ospedale che magari si poteva evitare. Non nascondono la loro preoccupazione i genitori in attesa dell'uscita dei ragazzi dalla scuola Rossetti, che in questi mesi ospita anche la media Caprin in ristrutturazione, dopo l'episodio di violenza accaduto ieri proprio fuori dall'istituto di via Zandonai. Un adolescente che non fa parte della scuola è arrivato a bordo di uno scooter e ha aggredito un ragazzino di 14 anni e anche una docente intervenuta in sua difesa. Entrambi sono finiti al pronto soccorso, fortunatamente non in gravi condizioni, e sul caso ora indagano i carabinieri. Mio figlio è ancora piccolo, fa la quinta, però l'anno prossimo andrà alle medie e ho visto che è una cosa comune in diverse zone della città e della scuola. Qua qualcuno deve fare qualcosa, perché non è che finiremo come alla Bergamas con la polizia che presidia la scuola, cioè andiamo veramente a finire con delle modalità che non vanno bene. I ragazzi devono essere educati a casa soprattutto, perché la scuola da sola non basta, non può fare. Risale a meno di un mese fa l'ultima aggressione da parte di un giovane ai danni di un 15enne fuori dalla scuola di via Pascoli, e in molti casi le famiglie chiedono maggiore vigilanza. Non ho percepito niente di questo, mi dispiace. Comunque sempre più questi episodi si aumentano sempre di più, ci dovrebbe essere forse più vigilanza. Un pochino sì, comunque i nostri bambini sono
relativamente giovani e quindi situazioni del genere un minimo di preoccupazione provocano in tutti. Comunque diciamo che il periodo dell'inizio dell'adolescenza è difficile, in più sentire di questi eventi un po' di preoccupazione la mette in tutti, credo. Oltre 27 milioni di euro stanziati dal 2017 per le bonifiche e quasi 26.500 manufatti contenenti amianto censiti in Friuli Venezia Giulia. La Regione accelera su monitoraggio e prevenzione con droni, intelligenza artificiale e nuovi fondi già previsti anche per il 2026. Quasi 26.500 manufatti censiti e oltre 27 milioni di euro stanziati per le bonifiche dal 2017 ad oggi. Sono alcuni dei numeri presentati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel bilancio delle attività sull'amianto relative al triennio 2023-2025. Tra i punti centrali c'è l'aggiornamento del piano regionale amianto, approvato nel luglio 2024, e il rafforzamento dell'archivio regionale amianto, grazie a un progetto affidato ad ARPA Friuli Venezia Giulia con un finanziamento da 103.000 euro. L'obiettivo è migliorare il monitoraggio dei manufatti contenenti amianto e supportare i comuni nella gestione delle segnalazioni e delle bonifiche. Vogliamo confermare l'eccellenza della nostra regione nel appunto settore della mappatura e dello smaltimento dell'amianto e dei contributi. La mappatura verrà completata entro la fine del 27, ad oggi comunque la maggior parte dei comuni più grandi sono mappati, e poi 26.000 edifici, quindi questo è l'obiettivo. La Regione punta anche sull'innovazione tecnologica. In collaborazione con l'INSIEL è stato avviato un sistema di mappatura tramite immagini iperspettrali e intelligenza artificiale, con un investimento da 750.000 euro nel triennio. Finora abbiamo dato quasi 28 milioni, come ha detto, e quest'anno abbiamo a disposizione circa 7 milioni e mezzo, quindi tutti coloro che fanno una corretta domanda saranno finanziati. Sul fronte economico i contributi regionali riguardano comuni, privati e imprese. Dal 2017 al 2025 sono state presentate quasi 7.000 domande e oltre 5.800 interventi hanno ottenuto finanziamenti per un totale superiore ai 27.700.000 euro. Non sono solo numeri, perché dietro a questo ci sono case, famiglie, imprese, quindi l'obiettivo è quello di rendere più sicura e salutare la nostra regione e di arrivare all'obiettivo di zero amianto nella nostra regione. È tutto, vi ricordo dunque l'appuntamento con Ring alle 21.10, alle 19.30 il telegiornale della sera e alle 17.55 l'appuntamento con Trieste in diretta. Questo è ancora il sondaggio Fedriga, candidato sindaco per il dopo di piazza. Se siete d'accordo 0422 1626 691, se non siete d'accordo 0422 1626 690. A più tardi, buon pomeriggio, arrivederci.